Le tracce digitali sono il moderno discendente delle vecchie impronte digitali sulle quali si conducevano le indagini. Oggi le linee telefoniche e soprattutto internet sono due settori basilari dell'attività investigativa delle nostre forze dell'ordine, in un ambito di applicazione che spazia dalla grande criminalità organizzata ai piccoli reati. Sulle nuove tecniche di indagine digitali a Cittadella, per la prima volta in Veneto, si è tenuto un corso d'aggiornamento che ha coinvolto i reparti operativi dei Carabinieri, la Polizia Scientifica, i GICO, gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza e la Polizia Locale, tutti uniti in quello che è stato definito un convegno interforze. La parola interforze sta proprio a significare che l'amministrazione comunale, nel limite poi delle proprie risorse, mette a disposizione questi corsi di aggiornamento per le polizie, tra cui la polizia locale, perché la polizia locale di Cittadella si è dotata in questo ultimo periodo del nucleo investigazioni scientifiche e collabora spesso col gabinetto scientifico della Questura di Padova e con l'Arma dei Carabinieri, nonché con la Guardia di Finanza nelle materie di specifica competenza. Simone Bonifazzi è consulente tecnico per l'informatica e le telecomunicazioni per diverse procure della Repubblica, nonché ausiliario di polizia giudiziaria, un esperto di fama nazionale. Ormai viaggia tutto quanto sulle linee telefoniche e viaggia soprattutto tantissimo sulla linea internet. È una piccola scatola nera. Sì, questa piccola scatola nera che non esisteva fino a 10 anni fa ha reso le cose più facili per voi o più complicate? Le nuove tecnologie sono sempre delle bellissime sfide e si riesce sempre ad arrivare comunque a un risultato e si riesce comunque a dare delle informazioni molto buone agli investigatori che dopo vanno a fare le indagini.